Dico oro. Aperture domenicali, lettera della Regione ai parlamentari, bisogna regolamentare i contratti dei lavoratori, a fine stati i nomi e i cognomi di chi ha firmato. Don Enrico Torta torna a parlare delle banche venete. La giustizia non tutela i risparmiatori truffati, dice che ora rischiano di vedere il processo andare in prescrizione. Incidente sul lavoro nella zona industriale di Pramaggiore, 2 operai cadono dal tetto di un capannone, uno trasportato in elisoccorso all'ospedale di Mestre è grave. Massima sicurezza a Venezia in occasione delle festività pasquali, controlli ovunque a partire dal piazzale Roma, rafforzati i turni delle forze dell'ordine. Dopo i provvedimenti dello scorso gennaio, il questore di Venezia ha applicato altri 2 daspo ai tifosi mestrini per condotta antisportiva durante la partita Mestre-Fermana disputatasi a Portogruaro. La Regione Veneto ha stanziato 200.000 euro da investire in progetti sperimentali per fronteggiare il fenomeno del bullismo. Si parte dalle scuole. Dopo proteste e segnalazioni dei residenti ai nostri microfoni, la strada piena di buche in via Botteniga a Marghera è stata riasfaltata. Per una volta, dicono, siamo stati ascoltati. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. In primo piano dunque l'annosa questione delle aperture domenicali e nei giorni festivi dei negozi. Ora la Regione Veneto chiede ai parlamentari un impegno per regolamentare il tutto e lo fa attraverso una lettera. Regolamentare le aperture domenicali riportando la competenza in capo alle regioni anche sulla scia dell'esito del referendum autonomista del 22 ottobre scorso. Parte dal Veneto la lettera di impegno ai parlamentari. Anche perché voglio ricordare che in sede di conferenza Stato-Regioni tutte le regioni hanno aderito alla proposta veneta di contingentamento delle aperture domenicali e festive. Manderemo questa lettera, ovviamente chiederemo un riscontro immediato su questa lettera che noi manderemo. Scadenza di questo resoconto? Io a settembre raccolgo tutto e vi riconvocherò per darvi l'esito di questo impegno formale. Progetto appoggiato da tutti i componenti del cosiddetto tavolo etico, con l'ok del religioso, dei sindacati e così dell'Anci Veneto e dei rappresentanti del movimento Domenicano Grazie, con un'unica voce fuori dal coro, quella della grande distribuzione, il cui monito suona quasi come una minaccia, creando forte disaccordo tra i presenti. Le ripercussioni potrebbero essere pesanti per il servizio alla clientela, ma anche perché poi si ripercuote necessariamente sui livelli occupazionali, sulle riorganizzazioni aziendali e sulla ridefinizione. Sì signora, io non l'ho interrotta, abbia pazienza, lei ha detto delle cose che io non condivido assolutamente, però... Dati opposti rispetto a quelli regionali che raccontano invece di un PIL prodotto spalmato su 7 giorni anziché su 6, a differenza di quanto avviene in un'altra grande catena, dove i lavoratori più felici sono quelli che fanno guadagnare di più all'azienda, proprio perché ai festivi ci si riposa, dice il loro portavoce. Portare avanti questa politica ci ha premiato proprio perché molte persone dicono no, io scelgo un'azienda che è seria e che fa lavorare bene. Intanto dalla Confesercenti Veneto arriva un invito: boicottare il lavoro festivo e domenicale in genere. La Pasquetta alle porte, cosa dire ai lavoratori costretti a lavorare durante quella giornata? Dovrebbero ribellarsi, ma forse non devo dirlo io. Anche la Presidente di Confesercenti Veneto, nonché della città metropolitana di Venezia, contro le aperture selvagge domenicali festive. Io ho un'attività commerciale, ho una libreria, i giorni di festa il mio negozio è chiuso e quando il cliente mi chiama e mi dice siete aperti di domenica, dico no, io come te vado in barca di domenica. Contraria alla cannibalizzazione dei lavoratori obbligati a essere presenti 52 domeniche l'anno, dice. E questo dovrebbe essere. Voglio dire, abbiamo sempre fatto la spesa senza farla di domenica. E se per i ragazzi non c'è giovinezza senza le domeniche libere, per i genitori resta l'impossibilità di gestire i figli a casa, prosegue la CGIL.
Se qualcuno ha in mente che si possano perdere posti di lavoro regolamentando le aperture domenicali, sbaglia, perché già da adesso le lavoratrici che sono obbligate a lavorare la domenica devono avere il turno di riposo o lunedì o il martedì e spesso vengono messe in riposo forzato con permessi o ferie i primi giorni della settimana. Per Confesercenti le abitudini di acquisto e consumo risentono anche nella grande distribuzione della crisi dettata dalle rivendite online. I centri commerciali non stanno andando bene, lo sappiamo benissimo, è chiaro che il grande nemico in questo momento è la vendita online. Allora se i centri commerciali capissero che bisogna scendere a patti, mettersi intorno a un tavolo con i piccoli e lavorare insieme contro i grandi player online, forse le cose andrebbero meglio, cioè non serve a niente tenere aperto la domenica se tanto l'economia non si muove. Don Enrico Torta torna a parlare delle banche venete. La giustizia non tutela i risparmiatori truffati, dice. Stato in mano ai poteri forti sostenuti dalle mafie. Conclude il parroco, che invita poi i risparmiatori a non mollare la presa. Il governo che è scritto nella Costituzione che doveva difendere i risparmi dei cittadini purtroppo è rimasto latitante, perché sappiamo che ci sono aspetti mafiosi in giro di sostegno attraverso i vari poteri. L'intervento a gamba tesa e senza mezze misure del parroco veneziano dopo la notizia dell'incompetenza territoriale della Procura di Roma in merito al crack Veneto Banca. Guardi, siamo in ritardo di 3 anni. A 3 anni dalle perquisizioni che videro l'avvio dell'inchiesta romana su Veneto Banca, ora con lo spostamento del processo a Treviso si ripartirà praticamente da zero, con il rischio prescrizione in agguato. Non credo debbano accettare la prescrizione, perché è talmente grave questo fatto che credo dovranno spostare finché si riesce a capire quali sono stati i responsabili e che devono pagare. La Banca d'Italia e la Consob dovevano difendere i risparmiatori. È gravissimo nessuno abbia vigilato anche su di loro, conclude il parroco inneggiando alla prosecuzione della lotta. Per me lo Stato dovrebbe cercare i responsabili e con delle scelte politiche risanare i debiti di questa povera gente e ridare i soldi indietro. La cronaca, grave incidente sul lavoro questa mattina intorno alle 10:30 in un capannone della zona industriale di Pramaggiore, per cause che devono essere ora chiarite dagli ispettori dello Spisal, dell'USL 4 Veneto Orientale, dei Carabinieri. 2 operai sono caduti a terra da un'altezza di 4 metri mentre si trovavano sulla copertura di un capannone. Uno dei lavoratori, che ha riportato un grave trauma toracico, è stato trasportato con l'elicottero del SUEM arrivato da Treviso all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Il collega di 61 anni è invece stato caricato in ambulanza e trasportato al pronto soccorso di Portogruaro con una sospetta frattura al femore. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. La Regione ha stanziato 200.000 euro da investire in progetti sperimentali per fronteggiare la piaga del bullismo. La Regione si è attivata e nell'ultima finanziaria, nel collegato, abbiamo previsto un articolo di legge in cui individua appunto delle azioni proprio per contrastare il bullismo, delle azioni che devono far partecipare tutti gli attori, quindi ASL, comuni, enti del terzo settore. È stato fatto un tavolo a livello regionale appunto con tutte le componenti e ci sarà quindi dei bandi successivi a breve che vedranno appunto la Regione come ente fare da regia, da capofila, con delle azioni per contrastare il bullismo. Sono stati anche previsti dei fondi, 200.000 euro circa. La Regione si è attivata per far fronte al fenomeno del bullismo in aumento nelle scuole, ma non solo, e che coinvolge i giovani più fragili e sensibili, segnandoli spesso a tal punto da portarli anche a compiere gesti estremi. 200.000 euro saranno così stanziati per dare vita a progetti sperimentali. La maggior parte delle azioni sono azioni educative all'interno delle scuole, con dei percorsi appunto di educazione civica, con dei percorsi per contrastare le discriminazioni, che vengono anche fatte con un'altra, diciamo così, linea di intervento, che è quella dei diritti umani, in cui ci sono dei voucher a tutte le scuole appunto su interventi contro la violenza del genere, contro il bullismo, e vediamo che hanno grosso successo, insomma, sono delle azioni che vengono apprezzate. Venezia già assediata dai turisti per il ponte di Pasqua, il piano sicurezza è stato attivato, potenziati in tutta la città i controlli.
vengono confermati i blocchi all'ingresso di Piazzale Roma con una predisposizione certamente più attenta che chiaramente chi ha osservato in questi giorni ha aumentato la difficoltà nell'accedere a Piazzale Roma, ma le imposizioni chiaramente ministeriali della prefettura ci ha voluto così. Abbiamo rafforzato i turni legati alla vigilanza con i nostri vigili e una presenza più costante in terraferma grazie ai lagunari, che io profondamente ringrazio, che stanno facendo un lavoro molto puntuale. Massima attenzione in centro storico e terraferma per le festività pasquali. A Venezia i turisti affollano già Calli e Vaporetti e i controlli sono stati intensificati nelle aree più frequentate e nei principali luoghi di culto. Particolare attenzione anche alla prevenzione di vandalismi nei confronti di siti di pregio storico e architettonico. Ma il lavoro per garantire la sicurezza è iniziato da tempo, con i numerosi sequestri di droga. Negli ultimi 6 mesi più di un quintale di marijuana e hashish sono stati trovati dal cane Kuma e dagli altri, e soprattutto da quel reparto operativo, perché sembra impossibile, ma noi abbiamo un reparto operativo dedicato all'anti-scippo, un reparto di ragazzi veramente preparati e validi che fanno antidroga affiancando le forze dell'ordine. Un reparto che fa anti-abuso, cioè ormai la polizia locale è chiaramente punto di riferimento, ma ci vogliono persone anche preparate, perché è gente che noi ringraziamo profondamente, ma che rischiano molto di suo. Il lavoro da fare però è ancora molto, dice Boraso. Noi non molliamo e non intendiamo che questi personaggi si appropriano dei nostri parchi, dove i nostri ragazzi, le nostre famiglie hanno il diritto di passeggiare serenamente. È una guerra. Emessi 2 DASPO nei confronti di altrettanti tifosi che si sono comportati in maniera antisportiva durante la partita Mestre-Fermana che si era disputata lo scorso gennaio a Portogruaro. Resi responsabili di condotte antisportive durante la partita Mestre-Fermana disputatasi a Portogruaro lo scorso 27 gennaio. Con queste motivazioni il questore di Venezia ha emesso DASPO nei confronti di 2 tifosi mestrini per la durata di 2 anni ciascuno. Gli episodi, avvenuti nelle fasi di deflusso dallo stadio, avevano già portato a 17 provvedimenti analoghi, con durate differenti, nei confronti dei tifosi della Fermana, che subito dopo la partita erano stati trovati in possesso di mazze ed altri oggetti pericolosi. Queste 2 misure invece riguardano, si legge, taluni appartenenti alla tifoseria mestrina che al termine della partita, nonostante l'espresso divieto impartito dal personale di polizia, avevano tentato di raggiungere il settore ospiti con l'intento di scontrarsi con la tifoseria della Fermana. Secondo la ricostruzione della polizia, uno di loro in particolare è stato individuato come facente parte di un gruppetto di tifosi che aveva effettivamente raggiunto il settore ospiti per lanciare invettive contro di loro. Il secondo è stato invece raggiunto dal DASPO perché dopo l'uscita dallo stadio si era travisato, si legge ancora, coprendo il capo con un cappuccio e il volto con una sciarpa, rifiutandosi ripetutamente di mostrare il volto su espressa richiesta da parte degli agenti. I 2 mestrini sono stati identificati grazie alle immagini di videosorveglianza della scientifica e dal sistema di videoriprese dello stadio, nonché grazie all'attività di riconoscimento della Digos. Continuano le indagini per identificare altri tifosi che potrebbero essersi resi responsabili in quell'occasione di condotte contrarie alle norme di sicurezza nelle manifestazioni sportive. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità e poi altre notizie da Venezia e provincia. Restate lì, a tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Nasce in Veneto il pool di esperti per fronteggiare le emergenze incendi, in particolare nelle aziende cosiddette ad alto rischio, ovvero quelle dei rifiuti. Un gruppo di lavoro speciale sulle emergenze ambientali sul fronte degli incendi e per prevenire le ripercussioni sulla salute dei lavoratori e della popolazione esposta ai rischi. Cosa vuol dire? Mettiamo in coordinamento tutti i soggetti che a vario titolo intervengono, quindi carabinieri, polizia di Stato, polizia locale, vigili del fuoco, ARPAV, i sanitari, insomma tutti i soggetti coinvolti a vario titolo, in modo tale da avere la massima efficacia nello spegnimento e nella fase
di post spegnimento dell'incendio. Esigenza che nasce in particolare visti i tanti, troppi roghi divampati in regione dalle aziende che si occupano della gestione dei rifiuti. Nel 2017 3 i roghi registrati nel Veneziano, 2 in provincia di Vicenza e 1 nel Trevigiano. Aziende cosiddette ad alto rischio è anche codificato, vogliamo estendere questa codifica anche a situazioni di tipo diverso. Questo in considerazione del fatto che le responsabilità che hanno i sindaci in quanto autorità sanitarie e autorità di protezione civile sono sempre più rilevanti e quindi vogliamo dare una mano agli amministratori locali ma soprattutto alla popolazione che sappia come comportarsi di fronte a una situazione emergenziale come un incendio. 2 settimane fa i residenti di via Bottenigo a Marghera denunciavano proprio ai nostri microfoni le pessime condizioni del manto stradale. Bene, guardate cos'è accaduto nel frattempo. Lo scorso 10 marzo i residenti di via Bottenigo a Marghera denunciavano ai nostri microfoni le pessime condizioni del manto stradale nei pressi delle loro abitazioni. Buche ovunque e vibrazioni in casa al passaggio dei mezzi pesanti. Oggi la strada è stata completamente riasfaltata con soddisfazione di chi aveva segnalato il problema. Una volta tanto dico grazie all'assessore, grazie a chi di dovere, che è stata ascoltata anche una piccola cittadina. Come vedete hanno fatto l'asfaltatura, credo che tra una cosa, tra sollecito e l'altro, e anche per merito vostro giustamente, chi è al potere, diciamo, e ringrazio la signora, l'assessore Zaccariotto, che probabilmente si è messa la mano sul cuore ed ha aiutato una cittadina che comunque magari ha fatto sentire le piccole sue ragioni per essere ascoltata, insomma. Pochi giorni e già si vedono i risultati. I benefici sicuramente ci sono, però è presto perché l'asfaltatura ha iniziato ieri, per cui i mezzi pesanti attualmente non passano, però perlomeno le auto, quei piccoli mezzi che passano, perlomeno non sento il vibramento che avevo prima. Resta il fatto che i mezzi pesanti non dovrebbero passare, come invece accade dall'apertura della Nave de Vero, la cui nuova viabilità ha trasformato la via da cul-de-sac a strada di attraversamento, altro aspetto su cui dovrà lavorare l'amministrazione. Credo sappiano anche loro che i mezzi pesanti non devono passare in un centro abitato, tra virgolette, perché di abitazioni siamo solo in 3, però insomma se i mezzi pesanti hanno il loro giro, il loro posto dove affluire, ben venga, perché perlomeno si è più tranquilli anche a livello, diciamo, abitativo. Vi ricordo l'appuntamento con la nostra programmazione, torna puntuale 20:10, questa sera si parlerà del restauro delle mura di Castelfranco, iniziativa a cui partecipa in prima linea anche Antenna 3 per appunto una raccolta fondi per contribuire al restauro delle mura castellane. Ne parleremo in studio insieme al vice sindaco di Castelfranco Gianfranco Giovine. Poi a seguire ritorna la Zanzega con una nuova puntata condotta sempre da Lele Marcassa e Ivo Gallo. Si parlerà di sport, natura e montagna. In studio, oltre al campione olimpico Igor Cassina, il più grande arrampicatore del mondo, Manolo. Con le notizie da Venezia ci fermiamo qui, vi lascio come di consueto alle previsioni del tempo. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata naturalmente con i programmi di Antenna 3. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Peggiora il tempo sulle nostre regioni con piogge un po' ovunque. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 29 marzo. Sul Veneto tempo molto instabile sin dal mattino, con molte nubi e con piogge diffuse un po' su tutti i settori e anche con locali temporali anche di moderata intensità. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra 7 e 10 gradi, massime in aumento comprese invece tra 10 e 14 gradi circa.
Condizioni di tempo molto perturbato anche sul Friuli Venezia Giulia, cielo molto nuvoloso con precipitazioni un po' ovunque, anche di moderata intensità. Temperature minime tra 8 e 9 gradi, massime comprese tra 11 e 14 gradi. Il tempo sarà instabile anche sul Trentino Alto Adige, piogge diffuse un po' su tutti i settori sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Temperature minime tra 10 e 12 gradi, massime comprese invece tra i 14 e i 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.